Stavamo andando a fare 3 giorni di ferie io e mio marito in Marocco e nel volo di andata, verso la fine del volo per fortuna, hanno chiamato un'emergenza tramite i citofoni dell'aereo. Ci siamo avvicinati, ci siamo accorti che l'urgenza riguardava un bambino di 13 mesi, era ipotonico, cianotico, privo di segni vitali. Abbiamo iniziato subito le manovre rianimatorie all'interno dell'aereo, chiaramente. Dopo 2 cicli, per fortuna, il bimbo ha ripreso i segni vitali ed è andato tutto a buon fine, ecco. Per una manciata di giorni speravano di staccare dal loro lavoro di infermieri al pronto soccorso 118 dell'ospedale di Arzignano ed invece l'imponderabile ha richiamato la coppia all'ordine. Un intervento concitato il loro con il defibrillatore in dotazione all'aeromobile incompleto ed eseguito nella fase di atterraggio all'aeroporto di Marrakech. Lì c'è stato un grande problema che è stata la barriera linguistica, i bambini comunque erano stranieri, c'era un ragazzo che faceva da mediatore linguistico tra il marocchino e l'italiano. La mamma era totalmente agitata, una situazione che mi è già capitata in passato, la capisco. Quando ha visto che il bambino riprendeva i segni vitali ha tirato un sospiro di sollievo come io e lei e si è calmata, alla fine l'ho affidato all'ambulanza, insomma ai sanitari del posto, che era comunque lucido, orientato, vigoroso e ci ha ringraziato tantissimo, è stato emozionante. Solo dopo per la coppia è iniziata la meritatissima vacanza. Solo perché non si era in ospedale per loro non è bastato smettere di essere soccorritori e per questo rifiutano l'appellativo di eroi. Diciamo eroi, abbiamo fatto il nostro lavoro con il cuore in mano, è stato proprio un istinto primordiale quello di andare in soccorso di qualcuno e ancor di più essendo un bimbo. Assolutamente no, io non mi definisco un eroe, io, come diceva comunque Ilaria, abbiamo semplicemente fatto il nostro lavoro. Io darò sempre tutto e ho dato tutto per il cittadino, per qualunque persona avrà bisogno di aiuto. Io sono un infermiere sia quando timbro il cartellino sia quando sono di riposo, per cui non mi definisco un eroe e ho fatto solo quello che mi ha detto il mio istinto di fare.